Buongiorno a tutte e tutti. Vorrei contribuire all'incontro con voi partendo da tre elementi: un'affermazione nella quale credo, l'immagine di una famosa statua in marmo che si trova nel Museo Borghese di Roma e la presentazione di un accompagnatore al quale ho chiesto di essere accanto a me oggi. L'affermazione è questa: se una storia non viene narrata, è come se non fosse mai esistita. Il senso compiuto di quanto affermo lo comprenderemo insieme, strada facendo. L'immagine invece è quella del gruppo marmoreo del Bernini relativa alla fuga di Enea da Troia, in fiamme, che si trova nel Museo Borghese di Roma. Il virtuale compagno di viaggio che ho scelto di avere accanto non può che essere lo stesso Enea, figura monissima di un antieroe, un uomo che non cercò di imporre con la forza la propria volontà come altri eroi omerici, ma scelse di assecondare il fato perché sentiva di dover adempiere ad una missione, quella di gettare le basi perché i suoi discendenti potessero costruire qualcosa di nuovo e forse migliore in un altro luogo del mondo allora conosciuto. Ma perché proprio Enea? Perché nel periodo di transizione che stiamo attraversando a causa della pandemia del Covid-19, ma non solo, le nostre certezze ed i nostri stili di vita sono messi fortemente in discussione. Enea e la sua storia, come raccontato prima dagli Aedi dell'antica tradizione epica e trascritta poi da Virgilio nell'Eneide, fugge da una Troia in fiamme che per lunghi anni era stata teatro di guerra, distruzione, inganni e morte. Enea si allontana curvo su se stesso, portando sulle spalle il vecchio padre Anchise, simbolo del senso di responsabilità, pietà e rispetto per gli anziani, il quale a sua volta porta con sé l'urna che custodisce le ceneri degli antenati, i ricordi, la cultura ed i valori ricevuti dal passato. Ma Enea, anche se trafitto dal dolore e fatica, tiene accanto a sé, protetto dalla sua coscia, il figlioletto Ascanio, la speranza del futuro possibile, ed Ascanio a sua volta si aggrappa alla coscia del padre perché è troppo giovane per poter contare su di una propria sicura speranza. Quanto appena descritto è un richiamo all'assunzione di responsabilità nei confronti dei deboli e di altrettanta responsabilità nel fare tutto ciò che è in nostro potere per il miglior futuro possibile nel quale dovranno vivere le nuove generazioni, tutte tematiche di drammatica attualità anche nel nostro tempo. Enea nel suo viaggio verso la speranza porta con sé anche, e quale filo conduttore della propria identità, una storia, la propria, ma non disgiunta da quella del suo popolo, da poter narrare a tutti coloro che vorranno ascoltarla. Come sappiamo, il viaggio d'Enea fu lungo e periglioso e toccò diverse coste del Mediterraneo, tra le quali anche la Sicilia, nei pressi della foce del fiume Simeto, che sbocca in mare nella pianura di Catania e dove, non molto lontano, ancora oggi si trova l'antica città di Adrano. Anche per questo ho voluto Enea insieme a noi oggi. Enea poi ripartì, costeggiando la Sicilia fino a Trapani e da Trapani alla costa africana per approdare a Cartagine. Il senso della narrazione che si fa storia raccontata da condividere con altri lo possiamo trovare nella risposta che Enea fornisce alla regina Didone nel momento in cui quest'ultima chiede all'uomo venuto da lontano di narrare le sue vicissitudini. La risposta di Enea è la seguente: tu mi comandi, regina, di rinnovare un dolore indicibile, come i greci distrussero la potenza troiana ed il regno infelice, e tutto il dolore che ho visto e di cui sono stato gran parte. Questa frase è tratta dall'Eneide di Virgilio.
Non solo una narrazione epica ed eroica, quindi, ma una condivisione narrativa, capace di trasmettere dolore, paura e sconcerto, ma anche speranza, perché la narrazione possa essere compresa anche da altri ed unire speranza propria a speranze altrui. Una presenza tra noi, quella di Enea, che discreta, silenziosa ed umanissima, vuole accompagnare il nostro modo di condividere narrazioni tra le macerie, ma non quelle dell'incendio di Troia, le macerie del nostro modo di produrre, consumare e dissipare, un modo ormai fuori controllo, perché anche il rischio che stiamo correndo in questi mesi e che ci ha colto impreparati non viene da nemici in carne e ossa con armi potenti tra le loro mani, ma dalla sequenza di un codice virale in continua evoluzione. In questo periodo di pandemia e di incertezza riguardo al futuro, che non potrà mai più essere come il recente passato, Enea può diventare quella possibilità evocativa, narrativa e capace di intrecciarsi con le aspettative di coloro che amano e vogliono raccogliere autobiografie, testimonianze e narrazioni perché ogni vicenda umana possa diventare sentiero, sentiero per incontrare, incontrarsi, conoscere e riconoscere, per riflettere insieme oltre i confini di un comunque indispensabile archivio di storie narrate. Nel vostro recente evento YouTube Premiere sul bacio, credo di aver compreso quanto spessore umano e quanto coraggio dialettico fosse presente tra i soci partecipanti. Per questo sono lieta di mettere le mie modeste competenze a vostra disposizione. Non ho molti titoli accademici da esibire, ma solo vocazione, passione, rispetto ed attenzione verso coloro che vogliono narrare o vogliono raccogliere narrazioni e testimonianze, necessarie anche, ma non solo, a descrivere contesti personali e sociali. Non elenco i vari passaggi della mia formazione personale e del mio essere formatrice per adulti. Il mio profilo è presente sul sito dell'associazione che presiedo ed è stato consegnato al professor Balastro. Vi accenno solo i 3 sentieri irti, ma ricchi di senso, che ho percorso nell'arco della mia vita per nutrire la mia vocazione di raccoglitrice volontaria di storie. La vocazione. Sin da piccolissima amavo ascoltare i racconti di numerosi anziani ed adulti della mia grande famiglia, racconti che citavo spesso anche nei miei temi in classe. Il tipo di formazione, l'opportunità di partecipare ad un percorso triennale presso l'Università Popolare di Roma, che attraverso la vincita di un bando europeo ha potuto utilizzare il metodo della Libera Università di Anghiari per un percorso formativo di raccoglitori di biografie ed autobiografie, riqualificando così anche i propri formatori e docenti. L'aver compreso che se una storia oppure una testimonianza non viene solo raccontata, ma anche contestualizzata, conosciuta e condivisa nel territorio, nelle scuole, nei gruppi sociali, quella storia potrebbe correre il rischio di non essere sufficientemente partecipata e quindi diventare una storia mai esistita perché poco conosciuta. Il convincimento che gli ecosistemi narrativi, ovvero le raccolte di narrazioni pensate e praticate, quali associazioni di elementi narrativi in un complesso organico, funzionale e condiviso, narratore, raccoglitore di narrazioni, committente del progetto, contesti sociali e territoriali, possono rispecchiare di più e raccontare meglio la complessità del nostro tempo. Narrazioni aperte, quindi, con la possibilità di successive rivisitazioni, spendibili in progetti, anche diversificati, ma simili a stanze comunicanti, ciascuna relativa ad un contesto, nel quale possiamo ritrovare forme diverse e complementari e capaci di arricchire la percezione di ogni singola narrazione. Testo scritto, DVD, registrazione orale, foto, registrazione vocale.
che possono anche essere ripresi singolarmente per generare nuovi progetti e prodotti diversi che, come antichi ercolai, possano dipanare in modo creativo e complementare matasse narrative, ovviamente previo consenso di ogni singolo narratore. Di seguito ho consegnato delle stringhe perché si possano visualizzare alcune esperienze rispetto a tutto quello che ho detto sinora. Lascio al professor Balastro la possibilità di scegliere quali possono essere più funzionali al lavoro che stiamo facendo oggi. Grazie per l'attenzione.